Benvenutos e bene agattados a questa più nuovo un'istorias sa trasmissione che camor de contare sa Sardigna di RDO e questionamos de sa nova più de importu e lo faremos con intervistas a expertos expertas. E hoy entramos in contra de esos problemas de esos pastores e de esos massaios e lo faremos con un ospite de Gabale che conosce bene su settore. Bane Sio, grazie a Bane per sinnoghe. Grazie a voi subito. Banne, tu sei orgoglioso, triballi in una associazione di categoria e si commenti un po' queste cose, poi triballi di Susartu. E innanzi di entrare in conto dei pastori e dei massaios, mi riappiare a fare questa domanda. Tu sei orgoglioso, una idea, commenti tanta arbitra nostra, dei pastori e dei massaios. Quanto è scambiata orgoglio in sos annos? Beh, tante ore, dopo avendo da una famiglia di pastori, ovviamente me da noi, se siamo su babbo, su zio, su noi, insomma, e dunque è un tema che mi ha sempre appassionato, e in più ho fatto una buona sorte per la tesi di laurea, su 96-97 l'ho fatta in Gianni Lu, in diritto sul traballo, ed entrare proprio in merito a un tratto di su pastoria, e dunque ho fatto una buona sorte di intervistare i pastori, i orgogliosi, siamo allegando di più di 20 anni fa, ed oramai. E dunque ha potuto questo cambiamento sia del suo lavoro sia da vina se dunque della sua vita. E sul lavoro e sul pastore cambiamo me, da tu e pensa ando io su prumano a intervistare sul tempo a bello 80 anni, su pro giovane non hai 30 imbe. E sono ormai non mineravano, hanno cominciato intanto cominciavano a piscino minore, piscino da 7-8 anni, io vino in cubile, e 7-8 anni lo spunivano a fare anzonario, a tentare le anzone. E questo volevano intanto a piana a lasciare ora, e dunque non potevano seguire i suoi studi. Poi, le condizioni della vita, io dormivano su buono delle volte in fuori, a salare questa roba, andavo infortunato in una lapinna. E il prossimo anno a piedi, mezzo non vendaia, gala su tempo, e dunque erano stramudas, murghiano a mano, tundiano a mano, insomma, ho una vita completamente differente, dai, usciamo con te invece sono giovani, stiamo allegando dai fine anni 90, cambiato completamente, e dunque si dormia in tanti soliti, cominciavano a lavorare a battere di anni, sino a 8 e cominciano a 26, vanno un montone di pastori, si non a laureati, e cominciano a lavorare a posti dei suoi studi. E cambiato completamente, si murghi di salmugizia geolitica, va sul refrigeratore, va al ribauso trattore, sul macchinario, insomma, è completamente cambiato il lavoro del suo pastore. E cambiato il suo lavoro del suo massaio, anzi, uomo in vita, si può dire che il massaio non vinda, ma i suoi anni in banta e 60 in vita vai a 120-130 massaio, vai ad unos 40 iuvos, vai a due soci del suo massaio. Era una specie di una società di mutuo soccorso, di cooperativa si aiutavano, hanno che li moriva da un boe, tanto su suzzi, ponia da sudinare, lo tornavano a omporare, sì che li oravano, andavano tutti su suzzi in kill, insomma. Però è cambiata la vita, ovviamente. Quanto è cambiata? Beh, io credo che il sarco in questo tempo si è cambiato. Ha cambiato completamente sul modo di lavorare, i pastori non sono canto prima, il massaio si muoveranno non vendeva più, quindi è cambiato tutta l'economia e la vita, prima, oggi il massaio non vendeva, ma prima lavora in vita non poneva meda. È un cambiamento umano e va più dal suo punto di vista economico sicuramente, ma è cambiato la vita, ma è cambiata la Sardegna, se noi andiamo a considerare in Sardegna, in esos anni in banta ponevamo 250.000 ettari di lavoro e oggi forse ne poniamo in banta mizza, non di più, in banta mizza ettari, ma a Biasa Sardina va un spopolamento dai su 100 Sardina da Sarbidder, ma dai su Sarte, la gente si canna di Sassosta, su Sarzita del Mannas, su Pastorino Ramos il minimale, meda su Mattissa va a 22 aziende, sono in banta oggi vendato di mizza, a Prario con in batto mizza in abbiamo su 2 mizze due, insomma, è cambiato completamente l'economia e dunque è orgoglio, ma viene da Sardina. Una cosa, tu hai andato come questionando bene di questo problema, di questo settore in Ammoso. Hai fatto una tesi su i contratti con i pastori. Come ti vinci questi contratti? Come sono curioso, che non si scurtano, allora, che non via. Vai da un tratto su del pastorio e del terraio. E dunque un tratto su del pastorio differente.
Allora, vai da un tratto si uve ponian sa roba sia d'un usuziu sia sa l'usuziu e tanto o du subis in zappare e si naravada. Ponia due parti su usuziu manno e naramos io poi su pastore e travallava ponia sotto l'esuno. Oppure vai a un tratto so iuve ponia da iurini a saine so spluso iurini o noto spuro iuve ponia da iuve a parte brutto o a frutto parte e naravana iuve ponia da su bestiamene solo su usuziu manno e su pastore naramos un bezzo straballava. Poi mi dato un montone gastas, però questo sono i sosposusi, a notte naramo via. E come ti sono cambiati questi contratti? Sono cambiati con non vinda plurdi, questo è un tratto, un tratto in italiano si chiama un tratto di succida e Omo praticamente non vinda plus. Omo, nei suoi ultimi anni ha intervistato i pastori e aveva un tratto generico, non avevano in pastore, insomma. Però completamente ambiato, il pastore punia solo il traballo, non punia bestiamene, non punia da ando verso un tratto, punia da, si capiava su meso e su brutto, ma punia bene su meso de su mangime, de sa provenda, e invece de sa spesa veterinaria e tutto, invece Omo non pone nulla, si capia solo su meso de su balanzo, però pone tutto su sozio umano, quindi questo tratto sono completamente, urinzaia a suo tempo sono completamente ambiati, Omo vinda garo per spauso, un proprio sparinde, insomma, via. Come ti sono poste queste cose, los pastores, los massaios? Quali sono i problemi che abbiamo in Susartu? Problemas vinda medas. Allora, uno de esos problemas por humanos uso de insularidade, da continuidade territoriale e amos a più riconoscimento e stabile umano esprego, su senso, inamos galos a de fiscalizzazione de los ostos de los mangimes, de los carburantes, de los transportos, de energia e dunque una continuidade merci, de esas mercer vera non l'amo galo. Tanto nato il problema su il prezzo de sabba. Sabba e ara, los invasos non siamo resissioso a los collegare tra issos, bada sa rete idrica e o la brude vado un montone perdita, quindi los ostos de sabba sono artos e in plus hanno cominciato a sanare su un massaggio un di antesso usto e sabba a ettare. Questo invece è importante, si deve programmare le attività. E in plus ambia dai consorzi a bonifica non vado un prezzo di sabba o metà di stabilire alle zerde su 2000. Ma mai hanno dato attuazione a Salezze su 2008, Salezze 6, quindi cada consorzio di bonifica è seguendo in base sul bilancio, in base alla manutenzione, cada uno sta in esempio a conto suo, e dunque è una disparità di venire ostos, se uno è in un consorzio di bonifica o in un altro, ambia su questo. Questa differenza? Questa differenza per la competitività delle aziende, è un problema serio. E poi abbiamo il problema delle aziende che hanno sul terreno minores e spainaus. Usso la polverizzazione aziendale in italiano e tanto la regione ha bisogno insomma ha una legge per il riordino fondiario una legge in cui sono massaggio sono pastori sia in azudaus per regolarizzare tutte le mappe catastali e le essere vina a fare ambia a basso costo e quindi azzudando i suoi prezzi del notaio. A questione se dà de arta e amore dei pastori e dei massaggi in Sardegna. Mancari dei i giovani che sono arrivati a fare da trivagliare a posti di laurea, teniamo pastori che hanno un titolo di studio, che hanno studiato. Assolutamente, sempre di più, aumenta sempre più in queste campagne, in questi sartos, però l'ultima indagine hanno fatto solo su 3 proventi le aziende sono nella morghiasa dai giovani, sotto i 40 anni. E dunque, questo viene sul ricambio generazionale, è stato un problema serio. Siamo in Sardegna, mancari andiamo a legare e effettivamente va a leggersi e avvantaggiano i giovani per entrare a lavorare su sarto. Vado una difficoltà da pedire prestiti, questo è su credito. Eppure è un problema serio, a metà azienda a volte rischiano di non avere manco la parte per cofinanziare, su dinare per cofinanziare il progetto di investimento, in 20%, su 40%, dipende dal suo progetto IAN. E tanto a rendere strutturali usa la misura di credito, e su microcredito, e su prestito d'esercizio, o viene su fatto di anticipare i premi comunitari. Se io in banno devo piare in banta misero dei premi comunitari, si può dare un accordo di banca, mi lo anticipa, mica ha a parte sui interessi, però a questo punto può investire in azienda, può dinare può investire in azienda. Va sul problema sanitario, della sanità animale, mancare andiamo a legare, noto su peste suina e la lingua blu. Va un altro problema storico, le aziende sarde sono un po' avese a unire.
E questo è un problema serio, tanto va da competitività, ma va a una sorta contrattuale. E invece noi dobbiamo spuntare a sospatto di filiera, a contratto di filiera a vinare verticale, a rete di imprese, insomma, a unire le cooperative, per una competitività per umana a vinare le cooperative. Abbiamo il problema delle assicurazioni agricole. E le assicurazioni agricole a noi cada anno spendiamo un montone di denaro, proprio a rite, cada anno o va da siccità, o va da grandine, o va da astra, insomma, o va da pestolenza, da sprantas e sos animali, e dunque la regione spende un montone di lettere, esatto, giusto, andiamo a brincare tutto in sul bilancio, a un ostos magari non sono previsti, se noi invece se binda zai assicurazioni agricole agevolari, ma se noi le estendiamo a tutto il settore, e tanto intanto li spramiamo, però i morbina e dobbiamo spendere cada anno, e questo è una domanda sul bilancio regionale, e in più sul pastore comunque tranquillo a essere assicurato. E poi forse sì, hai un'altra cosa pure, se noi abbiamo la forza di avere un uso più urbano, potremmo contrattare un prezzo più urbano. Assolutamente, viene le assicurazioni, ovviamente, più urbana, più puoi contrattare. Abbiamo il problema di va di Simalese, la prima legge del 2021 di un sito regionale, e questo il rampiano casa, e ha permesso di avere usarto a distanza di 1 chilometro dal mare, si ha da solo un ettaro di terreno per l'intero a uso non sono pastori del massaggio, per noi è un danno, mentre con l'agricoltura abbiamo denunciato su questa cosa, insomma, i suoi problemi si sono viendo e vada, il dissesto idrogeologico comunque sul territorio si viene a basta dire che va a capitare in bici dai PAU, Zispra e sul rapporto su 2009 andrà in Sardegna non cambiano mai 80.000 ettari solo su 2009, i bolennari abbiamo un sommato 80.000 ettari, abbiamo posto catramo, abbiamo posto cemento e dunque un altro problema serio e a parte nostro sarezza infatti non si è meda giusta. Ultimo problema, ma non ultimo, in senso io non è una parere mia, ma ovviamente il problema non siamo a che in cada singolo settore e usa la burocrazia regionale e è borta troppo lenta e si pedo aumenta massaia, aumenta pastore, su finanziamento, usa di mandoie. Noi mi poter dare imposta fra 6 mesi sul finanziamento mi lo dare fra un anno. Non abbiamo lo per dare caso pusti clar, ma i tempi delle aziende sono differenti. Cursi te va a capitare una cosa e scapita omo. Praticamente la Regione Sarda ha finanziato i paavada su esami PCR e su esami sorva aria già imploviesi su vubulo espositivo negativo a lingua blu e ha deciso dello spare, però su aria depede buscare intanto la rizzida dell'istituto zooprofilatico e l'ha fatto l'esame, l'ha fatto il controllo e non l'ha deve pedire e tanto deve andare a succare e presentare la rizzida e fare questa domanda arriva dalla ora e la ora da deve avere la istruttoria questa domanda ma non di sta aumento e soserenco all'istituto zooprofilatico la ora li pedi soserenco all'istituto zooprofilatico non più coità, non più risparmio ordinario sono pastori e tempo sosca e non più risparmio ordinario fino alla ora e non ponendo la gente a fare questa istruttoria sa dimanda, insomma, e dunque arriva questa burocrazia deve essere la burocrazia regionale per l'estero, insomma. Questo, a posto di questa risposta, dischiamo che i problemi sono manos, sono medas, cerchiamo di fare un po' di ordine. Sopra è detto su due problemi manos, questo della lingua blu e questo della peste suina, come ti narra. Ai te puntusimo, intanto intendiamo qualche cosa, qualche nova, poi qualche tempo non si scrive nulla, ma da volta manco noi scriviamo come andranno bene queste cose. È vero, a volte non va da comunicazione manco da parte della regione, in questo tempo si scampitando meda. È vero che la regionale la sanità spiega altri problemi, però va bene una parte si occupa di sanità animale e dunque uso di andare per comunicazione, informare. Tanto la peste suina siamo a 78, siamo sul danno affatto, non ha permesso a un comparto e a potenzialità del mondo di si sviluppare completamente, però 40 anni praticamente non potevamo avere pezza di pollo sardo, ora di sardina, se non però usarlo da su 2011, non potevo fare, ma dopo non abbiamo tornato a fare. Abbiamo gastato un montone di denaro, sui primi 30 in banno e non abbiamo risolto il problema. Non abbiamo una svolta è stata essa giunta di Francisco Pigliaro e ha useriamente la gestione, ha fatto una guerra su pascola faina, su pascola brada, su pascola abusivo, ha regolamentato la cassa, ha
posto dinare si voleva regolarizzare, ada introduiusa issa misura su benessere, su benestare animale, e naramus isa osa stand avere tante esultima caso de peste suina este de su mese de aprile de su 2019. Dunque, naramus isa peste suina chiudo belle sparia, bina di su sirvones. Su problema è stato usto a sua es ometteste, sa giunta sulina deppere pi a rimano sa estione. Dopo una maratona, gli manca solo 100 metri, ma questo 100 metri che vogliono fare. Era da si decidere, così che l'Unione Europea non dà questa possibilità di bloccare. Dunque, è una questione che questa giunta deve piare, ma diritto in mano. Ma questa è burocratica o non solo? No, non è solo burocratica, devi credere, devi seguire a fare, a controllare. Ite va capitando, io vada esos polos abusivos, a che nara isimmo a dolumano nara molto più in bemizza da sua mizza in bindi a sua mizza del 9, però in Galo è l'Unione Europea vuole dato sclaro di sua capitano, vuole usare da monitoraggio sia da sulla selvatica, quindi su servone, e sia di su suino domestico. Una cosa giusta, l'altra questione è importante. Su 2018 un sito regionale ha fatto una legge di avvaloramento della suinicoltura. Una legge meda importante, io ho visto in allenanti di medas osas, è un sito due, una è uscia di maniera allenanti sabilo già dopo del lusardo, e l'altra è uscia di avvalorare su pullo della sarda, e noi siamo una delle imbarazze autoctone sarda, autoctone di su pullo in Italia, una è sarda. E tanto questa legge noi possiamo sbloccare una peste ma siamo pronti per valorare il comparto. Mi pare a noi tanto questa legge è da fare sul decreto attuativo in modo che questa legge anda da innanzi. È una legge importante per valorare questo comparto. Non basta da solo a risolvere il suo problema sa peste ma è andare da innanzi. La lingua blu invece scapita in Sardegna, sta arrivando in Sardegna in su 2000 e va da 26 gastardi questa linana tecnico tipo. In Sardegna viene da ribausette, su buono che non lo siamo più, diamo stress, però su due su batto siamo usando sempre su vaccino, adesso leva nuova cada anno, e praticamente che siamo, consideriamo in Sardegna va molto bello in tamizza per orde verbee, e su buono è in tamizza tra su 2000 e su 2008, mascalmente su 2000, 2001 e 2013. Imos atto sul vaccino a inizio sul vaccino di testare per la verve sudafricana se non ha fatto danno meda, sui effetti collaterali, a meda verve esaurtiana, meda diventava lunadi, e non sarà da un problema serio. Dopo su 2008 va dato il bau su vaccino spento, e l'inara ne sono andati menzus. Noi seguiamo scadando a vaccinare, su due subatto che siamo belle in fora, nel senso che se producono non vada a circolazione virale, su virus non producono, tanto siamo liberi, siamo indennes, e siamo belle in cue. Solo a questione cronaca degli anteresi, a Morbina su serotipo 3 i trasatti non va vaccino per questa gasta, per su 3, però non va vaccino. E speriamo il modo da giusti, dai trattalieri, dai santali, speriamo che non si sia da spainare, è un problema sia per salvare e sia da preservare. Però questa lingua blu puro, non siamo a buon punto, ma tocca sempre dare cara, non abbassare noi abbiamo proposto di avere un comitato tecnico interassessoriale che va sull'assessorato dell'agricoltura, della sanità, della SAS, dell'istituto profilare, della associazione di categoria, in modo da mantenere sempre attenzione arte su questo problema. E questo secondo me è fatto. Bisogna dire, basta pago, insomma. Questo è il problema della salute. Sul coronavirus, ha dato anche io a aziende del settore, ha dato qualche problema, magari sul coronavirus posso animali non dà problema, ma forse sì, qualcuno problema, il problema è da una ramus, prosortino a tutti e una ramus e massaria e su pastoria si a traballare. Però va da più settori e sono stati penalizzati. Tu pensa a sos agriturismos. Los agriturismos non hanno potuto traballare, a los antancaus, o a los antancaus di tutto, los antancaus a gusto non potevano apparire a ena. Pensa tu a salfattoria didattica. Salfattoria didattica sono mattissime, ora ovviamente non potevano andare, o a orientare in casa, o in una season aperta non si candano a deserta a visitare questo tempo la fattoria didattica. E in più hanno più problemi tutte queste aziende e hanno aumentato il cliente e devono fornire sul settore di orecchia, e è acronimo di hotel, ristorante, bar, catering. E un esempio solo se cantina, la cantina si produce in vino e fornisce principalmente ristoranti e hotel. E questo sarà più un danno umano.
Anapino da un anno, ovviamente, questo sono in causa e dunque non hanno potuto rifornire, non hanno potuto traballare. Anche l'Auvina sa vendita diretta, ma Zentazilo non vendaia, turista non vendaia, devina sa vendita online, ramos non sta bene. Banne, questo sono problemi de chi ribali di susarto, sono problemi dell'economia, ma deonaro chi si facciamo due sconti a Savine sul mondo dei ormassai o dei pastori è un mondo più umano, di tradizioni, di identità. Tu hai partecipato in su mese di maio a una conferenza su pastoralismo, da giudizio su 20 di maio. E te ne si da fuori da questa conferenza? Ma noi siamo usato la storia del pastorismo proprio su manco. Siamo ormai da una data precisa, io sono 1884, ando un'ordinanza su quindi a Roma abrivavo a scacciare i romani, si naravano, e a morire in questa città. Però questioni igieniche, e tanto questo anche l'au. A te lo travallare, e questo lo si sta a Sardegna. Non vengono in Sardegna, comincia a produrre su aso romano, resti spainasa a produzione su aso romano, che allora è su aso e produciamo di più in Sardegna. E tanto siamo aumentando la cooperazione, su primo anno, la prima cooperativa sul 1907 è in Portogallo, ma su due anni sono una sia, ma le cooperative stantevano su FEDLAC, una federazione, la cooperativa della latteria sociale in Sardegna, e sul 1924 che è una imbantina cooperativa sociale, la fonda Paolo Pili, uno giardista, e sul partito fascista, hanno unito sul 1923, e io duravo anni su 29 sul potere sull'industriale udorteza su tempus. Poi siamo in banti, abbiamo analizzato una riforma importante, la riforma agraria sul 1950, sul piano di rinascita sul 1962, ma mascalmente una legge più importante per il pastorio in Sardegna è stata la legge di Marta Cipolla del 1971. Tu sei lo pastore della nostra Moiana in Tramuda, e pagavano sormero de sus terrinos, andavano a parte brutto e pagavano per la pastura a metà del suo brutto, metà di lana, metà di latte, metà di anzones. Andavano a bordo su 60 plante su latte, un erbalio altissimo. La legge di Marta Cipolla introduce finalmente un ecocanone, tant'è dai studi si va da più lo canone di affitto su un minimale di 40%. Sormero dello sterrino noi abbiamo più interesse, non vi balanzavano più meda, hanno venduto lo sterrino, sono pastori, produzione ha cominciato a imporare, tant'è dai 71 a 72 sono sterrino a pascolo in Sardegna hanno aumentato del 28%, ma mascalmente sono pastori non più la sicurezza dei terreni era a disponimento per tempo medio e dunque hanno cominciato a programmare bene le attività, hanno cominciato a diventare azienda distanziale, non hanno più stramudato e dunque hanno aumentato la professionalità e si stabilito la legge di modernizzazione del pastorio in Sardegna. E appunto siamo legati a questa situazione, a questa crisi che è capitata in questi ultimi anni, questa crisi che è capitata sui prezzi sul latte, ma sicuramente le proteste dei pastori si va da più. E abbiamo una poi la soluzione e vi potrà per aumentare i prezzi sul latte. E aumento questi anni tu, è certo, sul pastorio stiamo perdendo un modo di vivere, l'abbiamo visto prima, ma un modo di lavorare. Io mi domando, oggi ad esempio, quanti pastori si fanno su aso, prima non aveva bacchi sbandino su aso mio, cada pastore e su aso suo. Oggi è vero, questo è un problema, ambiente, ma che stiamo perdendo una lingua, che stiamo impoverendo la lingua sarda. Mentre si lavorava prima, tutti i strasti, la maniera di lavorare, cada cosa ha un nome. E oggi non stiamo prendendo più, la tramuda. E oggi tutta questa cosa non si è in più, quindi stiamo impoverendo vina, non solo che stiamo perdendo un montone di competenze e di lavoro, ma vina stiamo impoverendo in mezzo alla lingua sarda. Sarbidar nostras, sono bidar de pastores, de massaios. Come te la sono vivendo questa andata? Come te sono andando le cose? Tu ti serbidinde, orgoso, abbiamo tenere tutto sarbidar nostras. In questa situazione sono cercando di arrivare a una maniera nuova di vivere di pastorio, di massaria, o forse non stiamo perdendo tempo? No, ma io credo che il problema del spopolamento è un problema manno meda.
Per appunto, l'Unione Europea è sempre più attenta a Susarto, alle zone rurali in Arana, è sempre più attenta alla biodiversità, è sempre più attenta all'ambiente, viene a sa gente, per tutta la vita, è più attenta all'immandria, alla qualità della vita, quindi io credo che i pappi di spirito da questo punto di vista per servire a nostra, io hanno sai per andare proprio a presentare sul libro Satisi e Laurea a Scano Montiferro. E mi sono messo a dire apposta noi siamo usati uno zirico servita se o non si oppade nel suo zusto. Non mi fermavo in tenore questo stellere e abbiamo cominciato a studiare questo stellerario. E insomma, un piano vado per rimanere, una legante su 2012, 2013, vado a rimanere un montone di gente, da Germania, ma da Inghilterra, ma non solo pensionati, il Lansadomo, siamo a Corsa Mare, in una zona tranquilla, ma vado io viene a straballare da noi. E straballare da noi a l'età della vita è differente. E quindi cada 2 ida si pia da vai a Raia ne collegavo a Steddo in Londra e cada 2 ida andava da pro traballe però tornava da noi e poi amo lo stesso traballo a distanza io mi lo può pensare proprio stardi se noi pensiamo prima a questa pestolenza no in Nord-Epeda e sopra a volte dobbiamo cambiare vino al modello e vita e tanto questo traballo a volte può essere vino un'arma potente contro il spopolamento amo tu e pensa metà gente traballo in Castello in altre città di Sardegna. Beh, tu puoi dare classe, puoi traballare in domo tua, dai domo tua. E sono convinto che la gente, non tutto si può tornare, magari a pesare a no, ad una vita no, non è facile, però in prospettiva, un piccino, un giovane si laurea. E ben che su concorso a regione, a SAS, a una banca, viene a uno scrivao, però tu si vuole poter lavorare da domo tua. E sono convinto in me che queste persone stanno, che questi giovani si abbarrano e si vedono solo a lavorare, e tanto vi potete dare spera o su pesa assami di cui, tornano a apparire sull'ufficio postale, alla banca, tornano a apparire sulla bottega, e questo viene bene, viene a spro, tanto a omporano a osa da sos pastores e da sos massaio di sulus. Dunque, bene, su questa peste noi stiamo cominciando a porre il problema e spero bene, insomma, e se cambiamo il modello di vita, la vita nostra può entrare a gampare pure, insomma, poi sono una vita ricca di cultura, di tradizione, di artigianato, e dunque possono attirare gente, lasciamo stare, salviamo a unire, ma vi possono andare medas cose, archeologia, insomma, per attrarre bene turisti, non solo, ma gente di poter stare a vita nostra. Hemos questionado de su problema de esos pastores, de esos massaios, de esa produzione. Io ho fatto tre numeri. Uno de sozudeuria, de sagarzofa, de sudrigo. Tenemos productos che sono importanti per me, ma non resistimmo mai a loro vendere un prezzo giusto, buono. Si può fare qualche cosa, può migliorare le cose e fissa può fare a maniera che i giovani siano a traballare questa terra, siano a traballare a vivere in Susarto, che poi Susarto se non bazzente andava male. Per quanto riguarda i giovani, sugli strumenti bisogna. Allora, si usare da primo insediamento, i giovani sotto i 40 anni si possono andare a traballare in Susarto, vada uno premio a fondo perduto di 30.000 euro e si ha un pacchetto giovane, cioè abbinato sul premio del primo insediamento a questa misura di investimento arriva da fondo perduto dai 30.000 in 20.000 euro. E in più la misura di investimento di finanza, l'investimento IAS, per il 70% è in banta, ma se zona svantaggiata in Sardegna, in questa zona svantaggiata, viene sul 70%. Dunque, non è spao, è meda. Allora, il problema è l'obbligo di porre i giovani per lavorare in banno di Susarto. Ma i giovani si abbarrano a bere, non va mai a più un studio serio, di bere, tutti i giovani si sono insediati su una barra di Susarto. Noi, solamente con l'agricoltura, abbiamo proposto ad esempio una cosa che non mi poteva funzionare. Invece di dare un premio a fondo perduto, poi noi diamo un contributo in conto di rischio, cioè in 20.000 euro, e lo dai in interesse, tanto tu devi pensare un investimento di 50, 30, 400.000 euro. Tanto se tu hai un investimento così, sei sicuro che lo sai a voler barra di Susarto. E questa può essere una cosa. Trasatelo, vada questo fondo europeo da Next Generation EU
e batti dati ordinari per usare, per tutti i settori produttivi, per aumentare su Covid, no? Ma vinas pro usarto. E in banta imbe pro ento, questo dinaro deve essere speso per i giovani, deve essere gastato per entrare i giovani in agricoltura o comunque per aiutare i giovani. Dunque, c'è possibilità per i giovani bisogna. Zate la domanda in massato, non è una domanda facile, su senso è produrre si lamenta su prezzi al basso, è ompora si lamenta su prezzi al starto. Tanto vada alle osa e sa distribuzione di una catena del valore, no? Tanto non distribuisce bene questo valore sa filiera. In cada produttore torna su settore, o non più torna su settore su pastorie e su latte. Secondo me però erano un prezzo e anda bene a industriale, ma anda bene venire su pastore, era che la filiera sia trasparente. Noi non abbiamo una filiera trasparente. E su senso, noi siamo manco anto latte murghimos in Sardegna. Noi siamo a vanda questo latte, se non cussu è stracciato e andata a produzione a DOP, quindi per su asolo romano, per su fiore sarde, per su pecorino sarde, tanto usu li siamo, ma vada entro 40 milioni, noi produciamo entro il milione di litri per manco di latte, entro 40 milioni noi siamo a vanda da usu latte, te asosane. Io ve lo vendono, ai te prezzi lo vendono. E tanto se noi non abbiamo una fotografia chiara sul settore, è chiaro che non possiamo dire alle su prezzi sul latte. A una volta io ho questo dato, tanto posso vinasare un meccanismo di definizione, di calcolo dei su prezzi sul latte. Vado una legge del 2009, la legge 44, e si viene dato a non si può aiutare. Questa legge narra, è un po' al latte, dunque solo industriale fondamentalmente, cada mese deve registrare la banca dati di SUSIAN sul sistema agricolo informativo regionale su latte e omporada e cada 3 mesi deve registrare la stessa banca dati su ASU IA e di Tegastar di ASU A e su ASU e vende su ASU IA di magazzino. E andiamo su una fotografia mezzo e possiamo fare un calcolo su parametri economici oggettivi, reali. Però non possiamo ancora, come si è stato il accordo di marzo 2009 su prezzi sul latte su asolo umano. Non è giusto. Su asolo umano pesa su 60%, ne produciamo su 60%, usate il 40% produciamo aso e si vende a prezzi sposato su asolo umano. Dunque su asolo umano e su prezzi sul latte non deve pesare su 100%, ma deve pesare su 60%, usate il 40% deve pesare su aso e su benioso a prezzi sposato e diventa posato su prezzi sul latte. Va denare abbiamo una colpa a noi pastori e su senso i pastori puros il problema è non rende prima se non sa unini. Noi lasciamo la parte della cooperativa ma sull'industriale li versiamo manco in 20 milioni di litri di latte. Bene, anche li siamo andati a unire di questo il burzo è 20 milioni e tanto se tu non a uni sul latte e sull'industriale non ha sorza di un trattare. E dunque vate esatera osadea usta del are i pastori sa una sempre di più insomma. Ma questo discorso può fare per tutto il altro settore, io sto nominando tu e via. Bene, io ti do grazie per hai accettato questo compito, hai cercato di fare una fotografia, di dare una fotografia di questo settore, dei problemi dei pastori e dei massai, e speriamo di tornare a intendere, a bere, a fare un'altra intervista con noi più buona. Anda bene, Dio e sia a casa bene. Grazie a voi.